Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Le scuole protagoniste dei Green Games, i quiz sull'ambiente per gli studenti virtuosi e informati. Al Monaco di Cosenza una manifestazione vissuta con entusiasmo da parte di docenti e alunni. Vediamo. Si chiama Green Game ed è una gara tra studenti che si sfidano sui temi riguardanti la raccolta differenziata. Il format didattico itinerante è stato ideato dai consorzi nazionali per il recupero e riciclo degli imballaggi per introdurre nelle scuole valori e nozioni importanti in modo coinvolgente. All'ITIS Monaco di Cosenza, una delle tappe calabresi del progetto, il gioco ha entusiasmato gli studenti che hanno seguito con interesse la lezione del relatore, dalla quale hanno tratto le conoscenze per partecipare al quiz multirisposta. È una metodologia che prende molto i ragazzi e quindi i ragazzi rispondono bene, si appassionano e sono coinvolti. Poi la tematica è estremamente attuale e penso che sia degna di approfondimenti, proprio perché anche noi adulti spesso ci poniamo i dubbi che avete posto voi ai ragazzi, per cui è un'iniziativa che coinvolge un po' tutti. I primi 4 classificati parteciperanno come squadra alla finalissima regionale che assegnerà il titolo di scuola più preparata e permetterà all'istituto di ricevere premi in buoni acquisto per attrezzature tecnologiche. Hanno imparato sicuramente in maniera diversa e quindi sicuramente penso che questo sia un buon metodo per poter in qualche modo recuperare, diciamo, delle deficienze che invece la comunicazione diversa non dà. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!